Censure, la tua radio. Va ora in onda. Lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici-mail@gmail.com. Bentrovati amici ascoltatori, proseguiamo il nostro viaggio all'interno del mondo minerale. Quindi, come vi abbiamo lasciato nella puntata precedente dove abbiamo parlato degli esercizi, oggi proseguiamo. Quindi, tornando al nostro discorso, quando durante l'esercizio inizieremo a sentire un certo legame tra noi e il nostro minerale, vi si schiuderà un mondo meraviglioso e soprattutto vi potranno pervenire dal vostro cristallo suggerimenti e informazioni importanti che in certi casi potrebbero arrivarvi anche sotto forme simboliche che con un po' di attenzione naturalmente saremo in grado di decodificare. L'interpretazione corretta della simbologia potrà essere solo vostra. Perché? Poiché i simboli sono riferiti a voi e naturalmente al vostro personale, è importante che sia un unico modo di pensare, di essere. Se visualizzerete o sentirete, vi potrà, capitare di non comprendere bene ciò che vi arriva e di non essere in grado di decifrarlo correttamente. In quel caso chiedete mentalmente al vostro cristallo, con forza e semplicità, che il messaggio vi venga chiarito ed il cristallo vi fornirà la risposta o naturalmente il chiarimento richiesto. Questo esercizio potrà essere fatto anche con il cristallo chiuso tra le vostre due mani, perché il contatto in questo modo sarà più forte, poiché verrà automaticamente aggiunta anche la vostra energia personale, che passando attraverso il cristallo ne potenzierà l'emissione. Fate l'esercizio con le due mani solo dopo che avrete sperimentato per più volte quello con una sola mano. Perché? Perché con una sola mano l'emissione di energia è più forte e potrebbe crearvi magari qualche piccolo disagio. Se comunque durante l'esercizio avvertite un leggero, passatemi il termine, ma proprio leggero giramento di testa, una lieve sensazione di nausea, interrompete dolcemente. Cosa significa questo? Significa semplicemente che l'energia del cristallo in quel momento è troppo forte per voi e quindi è importante riprovare in un altro momento e magari con un tempo minore. Vi tendo sempre a precisare che questo approccio al modo e al mondo del sentire vi renderà più aperti e ricettivi all'energia dei cristalli e vi permetterà non solo di beneficiarne, ma di attivarne anche delle percezioni sensoriali sopite. E vi ricordo anche che tutto questo non è nulla di mistico, non è nulla di, potremmo definirlo, blasfemo, è semplicemente un contatto di energia, di meditazione che voi avete tra voi e il vostro cristallo. Se siete degli ascoltatori nuovi, vi invito ad andare sul podcast di Radio Libertà, cercare le puntate precedenti, perché prima di fare questo esercizio è opportuno che il cristallo sia stato pulito e soprattutto sia stato programmato, e questo lo ascoltate nelle puntate precedenti. Allora, guardiamo le tecniche di meditazione. Meditare è una parola con molti significati, ma basta cercare le parole meditare, meditazione e meditatore sul vocabolario per comprendere come in effetti manca un concetto per contro molto diffuso.
Quindi potrebbe essere una prolungata e intensa applicazione delle proprie spirituali o intellettive su un argomento o un problema. Una pratica ascetica consistente in una forma di preghiera mentale o anche di predica, destinata ad alimentare le possibilità del credere nei confronti della fede mediante la riflessione. Ciò che manca è il concetto orientale del non fare. Se ci facciamo caso, infatti, le definizioni sono tutte incentrate sul pensare, sul riflettere più o meno intensamente o sul pregare, quindi sul fare. Noi, secondo le definizioni e le tecniche di meditazione nate in Occidente, siamo chiamati a esercitare un'attività della nostra mente, quindi siamo chiamati ad applicare intensamente le nostre facoltà intellettive. La maggior parte delle scuole orientali di meditazione invece insegna tecniche in cui la nostra mente è chiamata a non fare, ovvero a non sforzarsi, in una parola, a non pensare. Avete mai provato, come invitò a fare Osho, che è stato un famoso maestro indiano illuminato, a provare a scrivere in sequenza tutti i pensieri che vi passano per la testa, senza tralasciarne neanche uno? Vale la pena di provare. Il risultato vi impressionerà sicuramente. Si tratta della più caotica, sconclusionata e folle sequenza di parole e concetti che vi potreste mai immaginare. Per avere una sequenza logica e conseguenziale di pensieri, ci dobbiamo concentrare moltissimo e, anche così facendo, sarà pressoché impossibile ottenere una lunga fila di pensieri senza interferenze. Provate praticamente a concentrarvi su di un tema qualsiasi per solo 30 secondi e a snocciolare con la vostra mente una sequenza logica di pensieri riferiti solo a quel tema. Vi accorgerete che non vi è possibile. La nostra mente riuscirà autonomamente a inserire un elevato numero di pensieri che non c'entrano niente e che in genere sono inutili e spesso stupidi. Detto e provato questo, potremo comprendere meglio il concetto orientale del non fare. Perché fare fatica concentrandoci quando basta non far niente per venire alla meditazione? La cosa sembra affascinante e di fatto lo è. Nella fase precedente abbiamo appunto descritto una delle più semplici tecniche di meditazione alla portata di chiunque: l'ascolto del proprio respiro, il lasciarsi vivere senza dover far niente, senza neanche dover contrastare i pensieri spontanei. Con questa semplice tecnica si può contattare un particolarissimo spazio di silenzio interiore che ci permetterà di pervenire alla meditazione e di comprendere profondamente cosa significa. Quindi la meditazione in realtà non può essere descritta a parole, poiché per ognuno di noi ha una raffigurazione diversa, è fatta di sensazioni talmente sottili e nel contempo talmente forti e assolutamente personali che le parole risultano inadeguate. Tutto quello che posso suggerire è di provare, di vivere l'esperienza. È importante vivere la propria esperienza all'interno di una meditazione, perché ci permette in questo modo di apprendere appieno sia noi stessi che ovviamente il discorso della cristalloterapia. Perché, giustamente, voi potreste dirmi, è importante meditare? Cosa c'entra la meditazione con il cristallo? Beh, facciamo un piccolo riassunto. Noi abbiamo preso un cristallo, l'abbiamo pulito, abbiamo deciso di
programmarlo, gli abbiamo dato l'energia del sole o della luna o della terra o della neve in base a dove siamo, alle stagioni in cui siamo e tutto quanto, abbiamo deciso di tenerlo all'interno delle nostre mani. Ricordatevi sempre che la fonte energetica numero uno dell'universo che noi sentiamo è nelle vostre mani, quindi una pietra caricata con l'energia esterna a voi, appoggiata sul vostro corpo, che è un altro centro energetico, vi darà una grossa energia. Dopodiché, se noi aggiungiamo anche il discorso della meditazione, ci sarà un tutt'uno. La cosa importante da dirvi, oltre che nelle prossime puntate poi andremo a spiegarvi bene ancora di più il tutto, ricordatevi sempre che questo non è un amuleto, questo non è una specie di sfera dove si può prevedere il futuro o qualcosa di esoterico. La cristallo e la mineralterapia non è nient'altro che una forma di meditazione dove l'individuo dà al proprio cristallo una fonte di energia, una fonte di aiuto, e viceversa il cristallo lo darà a voi, proprio come quando molti anni fa esistevano alcuni cristalli che si appoggiano magari su un anello, oppure anche quelli che in cambio dell'umore vedevate che cambiavano il colore. È lo stesso comunque rapporto energetico che si ha. Come sempre, grazie per essere stati in nostra compagnia. Qualora alcune cose non vi fossero chiare, vi invitiamo di commentare e di scriverci, oppure potete andare sempre sul sito di Radio Libertà e nella sezione podcast potete ascoltare tutte le nostre puntate precedenti. Grazie, arrivederci alla settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicemail@gmail.com.